Sì, ma arriveranno anche oggi le domande, mi sembra evidente. Che arrivano fra poco. Vabbè. Diego Dominguez, sapete bene, amico di Azzurroforte, è stato qui ospite la settimana scorsa e proprio durante la settimana ha fatto anche un one day camp. Durante l'estate organizza settimane di camp con i ragazzi, insomma c'è stata questa occasione a Mogliano e allora andiamo a vedere anche che cosa è successo. Mi sono divertito tantissimo, veramente con questi inviti a passare il pomeriggio con i bambini, con i giovani. Il pallone non deve mai cadere. Ho visto un bel gruppo. Vado con la destra e cambio lato, giusto? Uno della sinistra con quale cambio? Con la destra. No, con la sinistra. La sinistra, cambio di là, ok? A destra, a sinistra. No, vuoi placare. Se tu vuoi basso a placare, non ti puoi far male. Sei d'accordo o no? Ok? Non devi arrivare senza velocità, al contrario, con velocità tu arrivi, abbassati. Una bellissima esperienza, io lo faccio molto volentieri, questa è una passione. Formare i giovani è un sacrificio, lo dobbiamo fare tutti perché è la chiave perché il futuro sia bello per tutti, e come tu formi bene i giovani ti arrivano buoni giocatori e la squadra poi vince e tutti si divertono. Beh, insomma, le mete di ieri di Venditti e Benvenuti, giovani, e noi abbiamo guardato anche oltre, no? Il vivaio è importante, è fondamentale, lo sappiamo bene. È indispensabile da questo punto di vista e poi fa bene Diego a istruire i ragazzini, vedi come escono fuori, poi Benedetti e Venditti sono assolutamente importanti da questo punto di vista, cioè tirar fuori dei ragazzi dalle scuole, soprattutto abbiamo visto Mogliano. Però calcolate che a Roma e in tutte le parti d'Italia ci stanno delle scuole di rugby estremamente forti, soprattutto che puntano sui giovani. Come dicevi, Diego insegna ai ragazzi. Guardate che cosa ha insegnato ai ragazzi Diego. Antonia, Yuri, adesso ti faremo vedere come si fa un bel placcaggio. Perché tu un placcaggio non l'hai mai fatto. Yuri! Antonio, questo è per te. Bravo! E quindi la vostra risposta a Diego, ma soprattutto ai ragazzi? La faremo vedere, adesso facciamo anche noi un filmatino. Ecco, perfetto, ricominciamo quindi. Giovanni, ma veramente li facciamo ricominciare? No, sono terrorizzato dall'H, capito, per il futuro. Sei nazioni, meno male che non c'è la Nuova Zelanda. Andremo sul campo, però sui placcaggi, hai visto come placcano bene i ragazzini? Subito? Vanno subito alle gambe, scendono e vanno a chiudere sulle gambe, come insegnava Diego. Lo diceva proprio la settimana scorsa Diego, che bisogna insegnargli subito, tra virgolette, l'aggressività, il coraggio. Non avere paura del contatto, esatto. è vero. Già subito da bambini. E poi